quelli che fino a un anno prima erano a fianco a noi in compagnia e dicevano quello cacato, che sta ascolti, scemo di me. E da lì è cambiato tutto, nel senso, ho detto, oh minchia, paura. E quindi insomma hanno cominciato a interessarsi, ma perché giustamente gli argomenti che si trattavano nei pezzi hanno cominciato a interessare anche le persone non dentro la cultura hip hop. Sa che mi faccio la doppia H. Benvenuti ragazzi, grazie di essere qua stasera. Grazie Jack, benvenuto. Grazie a te. Prima serata di celebrazione dei 15 anni di doppia H. 15 anni in cui nel rap italiano è successo un paio di cose, due, tre cosette. Diciamo che doppia H calza abbastanza come paragone. Noi siamo partiti in uno scantinato in Barona. E adesso siamo su un network e secondo me questa cosa qua un po' di cose la racconta quasi. Intanto ringraziamo però Fatto da Io che ci ospita, che è un posto dove stiamo trovando un po' casa ultimamente per un sacco di cose, per cui ci troviamo a condividere anche questa celebrazione. Siamo molto contenti di farla qui. Benvenuto Jack, intanto, ben ritrovato. Sì. Grazie dello spontaneo e caloroso applauso. Jack, ovviamente questa serie di incontri dei 15 anni di doppia H è un modo per celebrare con gli amici di doppia H. Ci conosciamo, abbiamo fatto un pezzo di cammino bello corposo insieme, però per partire la prima domanda di doppia H è sempre la prima domanda di doppia H, quindi te la devo rifare. Ed è: qual è il tuo piatto preferito? Melanzana alla parmigiana. Melanzana. Facile. Posso un applauso per le melanzane alla parmigiana? Per Jack è meno convinto che per le melanzane. Direi che è più universale la melanzana alla parmigiana. Esatto, c'hai ragione. Sicuramente. Noi... Poi mi parlare di piatti che sono in restrizioni alimentari. E infatti in genere approfondiamo oggi mi viene la bavetta. Esatto. Perché mi sono inquartato e devo compensare. Questa roba qua dipende dal fatto che una volta non c'erano, non voglio darti del vecchio, ma non c'erano i rapper di una certa età. Adesso bisogna stare attenti anche alla linea. Non reggevano il bravo. passo dei tempi. Adesso scherzi a parte, ma non si immaginava neanche di avere. No, c'è da dire che senza hating la prima generazione non è poi riuscita secondo me a fare l'F5, a rifreshare un po' la situazione, quindi la nostra forse è stata un po' più attenta a quello che succedeva anche nel presente, non è rimasta ancorata al passato del tutto, ecco, anche se la mia in particolare, che è la generazione di mezzo, è proprio la generazione di mezzo anche nelle reference, nel modo di concepire il rap, perché noi cresciamo, tanto mi prendo questo spazio veloce, cresciamo con le robe degli anni della Golden Era, degli anni 90, prima metà degli anni 90, che è il momento che è considerato appunto l'età aurea del rap in America, però con uno sguardo a quello che succedeva sempre, a guardare come si muovevano le produzioni, aiutati anche da una maggiore informazione, non subito, però sempre crescente, media americani interessati alla cosa, quindi ci siamo informati tanto, ecco. Io e i miei, poi non lo so tutti. Ma un po' hai detto una roba che secondo me è davvero una delle chiavi, cioè la generazione in mezzo è una generazione che ha aiutato un po' il tutto a ripartire prima che arrivasse doppia H. Poi partiremo con un excursus un po' storico dal 2011 in poi, però prima del 2011 chi ha rimesso un po' in moto il motore fa parte della tua generazione, di quella anche leggermente dopo, perché un Mondo Marcio era giovanissimo, non per altro, però siamo andati a recuperare recentemente una delle nostre interviste a Marcio, che ci raccontava il 2006 di Dentro una scatola e di Solo un uomo, e lui dice: ecco, gli anni subito prima per me sono stati di formazione con Jack, Mace, Bassi, le serate, per me quella era scuola, per cui in realtà siete una generazione che arrivava da anni in cui tutto si era un po' spento, non solo perché non funzionava il tasto F5, ma anche perché c'era un po' di situazioni poco chiare, questa inimicizia col mainstream, questa paura di fare 2 lire, di vendere 2 dischi, e d'altra parte c'era... Beh dai, secondo me questa è un po' la vulgata di una certa parte di gente che poi ha venduto di Enardi, eccetera eccetera, di intelligenza, che vede quel periodo come
quello di mezzo, perché è vero che i primi dicevano, non so, Caos diceva, non lo diceva virgolettato, se vendi sei un sucker, cioè il messaggio era quello, non so come dire, se ti vendevi al commerciale, magari non era Caos, poteva essere Graf, insomma, gli opinion leader del momento comunque cercavano di proteggere un po' questa cosa, però forse nella maniera sbagliata, perché comunque così si allontanava la gente, oltre ad essere profondamente scacciafiga. Esatto. Si allontanava la gente in generale. Però siete in realtà stati una miccia fondamentale poi in quegli anni lì, al netto del vendere i dischi del mainstream, no? Certo. Anche per quanto riguarda l'ascolto, il tornare a essere ascoltati. Secondo me è stato un periodo fighissimo in realtà, poi il problema è che non c'erano i soldi, ok? Quindi questo piccolo dettaglio, e quindi noi non pensavamo neanche di arrivare dopo a fare questo tipo di cose, però il fatto di fare questa roba senza le prospettive di farci dei soldi faceva sì che lo facevi perché ti piaceva. Per passione. Per passione, banalmente, perché comunque se stai facendo una cosa che non ti porta a nulla, se continui a farla evidentemente perché ti piace a prescindere. Certo. Ma infatti come si dice, l'abbondanza divide il villaggio più della povertà, e quindi nel senso in quel momento eravamo tutti amici. Io ricordo una Milano con tante anime, in questo posto che era lo Show Off, che sicuramente molti conoscono, questo locale dove Bassi e Rido mettevano a disposizione sia il microfono che le casse per mettere i propri beat, la gente andava lì, faceva freestyle, cioè io lì ho conosciuto appunto Marcio, ho conosciuto Marrakesh, Gue, tutta la cricca milanese, tutti quelli che poi sono diventati i miei amici per un sacco di anni, gli MDT, insomma gente con cui mi frequento tuttora, e lì abbiamo condiviso un po' quella voglia di uscire. È vero che c'era un po' di nonnismo prima, e noi un po' bullizzati così da piccoli abbiamo, da un lato un po' è servito perché comunque non abbiamo fatto uscire il primo pezzo. Cioè, nel senso, l'altro giorno parlavo con qualcuno, adesso non mi ricordo con chi, che mi diceva: oh bella, messaggio privato ricevuto, questo è il primo pezzo che ho fatto, non è che io sia un grande artista, però ascoltalo. E lui dice: ma che cazzo è il primo pezzo, capito? Cioè, Cristo, aspettane 4. Certo. E invece noi magari ci facevamo molte più teghe, però andavamo lì, il microfono aperto, cioè ti impegnavi per fare una bella figura, perché appunto un po' educati da questa roba che secondo me è legittima, di fare le cose quando le sai fare o quando credi di saperle fare, e poi c'era questo aspetto mega figo mega naif anche di condividere una passione fra ragazzi di 20 anni, nel senso la gente di periferia che invece di stare sulle panchine a farsi le ranze a fare un cazzo, cioè andava a fare sta roba. Si sfogava in questo modo, Capito. anche banalmente. Capito. Chiaramente. Ti faccio un'ultima domanda che precede l'ingresso nel 2011 in cui tutto parte per doppia H, insomma, come il percorso, ed è quando iniziano a succedere le cose, cioè quando Marcio arriva col pezzo, quando Fibra arriva col pezzo prima che col disco, quindi con applausi, quando arrivano le radio, i primi Dogo. Che tipo di reazione ha avuto Milano, quella Milano lì? Cioè c'è stato questo cambio di paradigma, che il rap è passato dagli zainettari alle persone di strada, o comunque alle persone che si sentivano rappresentate da quello che dicevano i Dogo, a quelli che fino a un anno prima erano a fianco a noi in compagnia e dicevano: quello cacato, che stai ascolti, scemo di me. E da lì è cambiato tutto, nel senso, ho detto: oh minchia, paura e quindi insomma hanno cominciato a interessarsi, ma perché giustamente gli argomenti che si trattavano nei pezzi hanno cominciato a interessare anche le persone non dentro la cultura hip hop, e si è un po' scissa anche la roba della cultura hip hop in senso stretto, che adesso è una roba che fa ridere dire, però c'era sta roba, cioè delle 4 discipline, mi fa proprio ridere dirlo perché sembra una roba arcaica, aborigena, capito? Però era figo perché univa persone che andavano a dipingere, persone che breccavano, rapper, DJ, insomma tutta una serie di roba culturale, e quella roba di Dog è stato un primo passo. Sicuramente la prima cosa che poi ha cambiato tutto è stata Fibra, nel senso che poi può piacere o non piacere, ma quel disco che ha fatto Mister Simpatia è un po' per quell'effetto cosa sta dicendo, che volgarità è, ha comunque iniziato a essere virale prima del virale, capito? Io mi ricordo che ha fatto un live a Milano in un posto che non ricordo, di cui non ricordo il nome, forse ci sono anche dei video online,
ed è stato un sold out di un posto che era più di questa stanza, e lì ho detto, cazzo sta succedendo, cioè Sì. chi è questa gente, da dove spunta, capito? E lì si è cominciato a capire, a Milano in particolare, perché poi è stata l'epicentro della rinascita, che stava succedendo qualcosa di grosso. Certo. Ora vorrei riportarti un po' nel 2011, Mhm. facendo un po' un excursus di ciò che c'era nel 2011, Sì. cosa nasceva. Sì. E, allora, nel 2011 nasceva Instagram innanzitutto. Veramente? Sì, 2011, Due. ne sono passati un po' di anni. Un'altra cosa è che in Italia finiva il governo Berlusconi. Ok. Quale? Il primo, il secondo, il esempio. terzo? No, sarà Esatto, Non, il secondo. non l'ultimo, temo. Forse l'ultimo. Sai che No, sa che... Secondo me il secondo. Secondo, Secondo me il secondo. sì. Rest in E peace, Silvio. Steve Jobs ci lasciava anche lui, Steve Ok. Jobs, con Amy Winehouse a seguito. Grande. E io ti chiedo, piace. per te che periodo era il 2011 e che periodo era per il rap nel 2011, secondo te, visto da dentro? Fighissimissimo, è stato uno degli anni che mi ricordo con più affetto, per poco capacità di ricordare che ho io in generale, però ricordo che è stato un anno figo perché per me nello specifico è stato l'anno di un disco che si chiama Game Over Mixtape, che è proprio la roba che non esiste più, il mixtape inteso in quel modo lì, dove facevi le robe sulle basi americane. Adesso non si può fare perché Spotify te lo butta giù, Esatto. YouTube pure, quindi è una roba Sì. completamente inutile. E facevi le collab, io mi ricordo dei giovani Madman e Jamie Tides dentro il tape, che tra l'altro avevo nell'outro avevo chiamato Gamey Tides e Madman, mi hanno detto guarda, veramente ci chiamiamo cioè nel senso, L'altro l'ho fatto, non è, mi ricordo che provai dell'imbarazzo. Questo per dire che stava nascendo Sì. quella wave fighissima di gente ipermetrica, e noi, la mia milizia, diciamo, non era ancora interessata all'esposizione verso l'esterno, però devo dire che quelli sono stati gli ultimi anni in cui non me ne fregava un cazzo, perché poi l'anno dopo credo sì, è arrivata la roba di Macete e vabbè, poi magari ne parliamo, nel senso, quindi Sì. erano ancora gli anni dove era la roba per il gusto di, però stava cominciando a crescere, mi ricordo tante serate al Barrios belle, mi ricordo Niro Label, questo tipo Minchia, di sì. realtà, capito? Da dove siamo, cioè io ho fatto la Game of Mixtape con Niro Label, Madman e Jamie Tides hanno fatto Bulletproof, tantissima altra gente ha droppato con loro, cioè bei tempi, mixtape, i soldi in nero, vendevi le robe, cioè belle cose, insomma. Sì, con un Hero Label mi hai un po' riaperto altri cassetti che sapevo di aver dimenticato, invece era una hit, c'era il sito di Oniro da Il cui sito di recuperavi le Oniro, cose. certo. Ma secondo me esiste ancora, sì, non lo so, sì, sì. devo .org, forse. Punto blogspot. Esatto, slash. Esatto. Però, insomma, sì, chiaramente un mondo che stava approcciando un altro cambiamento, forse un tentativo di farlo in maniera un po' più consapevole del 2006. La sensazione era quella, vista da noi che cominciavamo, poi noi siamo partiti in un sottoscala in Barona e c'era talmente poco che raccontava l'hip hop che abbiamo avuto tutta la scena ospite in un sottoscala in Barona il primo anno, ma tipo Salmo, la Paola Zuccar, e la sensazione era: minchia, incredibile, il rap va fortissimo, non potrà mai andare più di così, No, cazzo. infatti. E invece il anche per cazzo. me- anche per me è stato, cioè, una continua fonte di stupore, Sì. tutto, ma tuttora, cioè, adesso si è stabilizzato il mio stupore, però fino a 2 o 3 anni fa ogni cosa dicevo, ma Sì. ancora, di più, che cazzo Forse per quanto mi riguarda a livello numerico fino al Marrageddon, io aver visto quel numero di persone insieme sotto un palco, e poi sì, microfestival, ma sei lì Certo, per Marra, certo. ho detto cazzo, ok, questo è, io credo davvero che qui, però L'apice. cioè il passo dopo è l'internazionale Sì, vero, sì, sì, dovresti, capito? Vabbè, ora fanno tutti San Siro. Esatto, sì, non tutti benissimo, No, ma vabbè, ormai questo è esatto. un flex Totale di per sé. sì, anche con debiti, robe, però È va quello, fatta. però esatto, è Diciamo, quello è il diciamo, problema esatto. principale, sì. Senti, dicevi un po' perché adesso sembra che sia passato poco, ma le cose accadevano un pochino alla volta. Però ti dico la verità, quando nel 2012 è partita la questione Macete con te, Sì. questa cosa mi ha stupito, perché io conoscevo Macete, perché appunto avevamo già ospitato Salmo, Enigma all'inizio, proprio tra i primissimi, e ho pensato, loro sono anche molto territorialmente connotati. Come... No, non è vero. Non è vero. Com'è stato, com'è nato tutto questo? Com'è stato lavorare, cioè, come
stato collaborare con Macete. Secondo me è stata una cosa non casuale, nel senso che loro meditavano, secondo me, una forma di espansione, legittimazione ulteriore. Cioè una figura come la mia, che comunque nel 2012 avevo già 9 anni di carriera, avevo, che ne so, il To The Beat, che comunque ai tempi era ancora considerato una cosa assolutamente iconica, e scusate per il termine iconica che odio, volevo dirne un altro, mi è scappato. Cioè comunque era considerato un evento pazzesco, i dischi, la crème, eccetera, eccetera. Comunque per loro rappresentavo probabilmente una fetta di credibilità bella, fuori dal mercato, che ancora c'era un po' quello scetticismo di fondo, e quindi per loro era un modo, secondo me, per aumentare la loro legittimità e credibilità, e per me chiaramente è quello che non vi ho detto prima, cioè è stata naturale, perché avevo comunque voglia a un certo punto comunque avevo voglia di far quagliare meglio le mie cose, perché comunque uscivo dall'era dell'autoproduzione completa, delle robe dove dovevi fare tutto tu, dovevi fare la promozione, cioè io non le so fare queste robe, nel senso, quindi non ho neanche quella faccia da culo di essere troppo PR di me stesso, quindi quella roba mi mancava molto e mi penalizzava anche molto, nel senso, quindi in più mi piaceva la realtà loro, perché comunque era molto compatibile col mio essere, del voler essere indipendente, nel senso di voler fare le robe comunque un po' come cazzo volevi, che poi le robe le puoi fare come cazzo vuoi, però hai la libertà completa di prenderti i tuoi tempi, di chiamare chi vuoi nei dischi, di tirare fuori il tipo di prodotto, mixtape, barra disco, barra singolo, cioè lì era tutto molto bello. Tra l'altro abitavano qua, abitavano esattamente dall'altra parte della strada, e mi ricordo che entravo a casa loro di notte, tipo, salvo con la batteria fortissima, ho detto, minchia, poi ci sparano. Esatto, un quartiere in cui non possono più entrare adesso, chiaramente. No, perché poi comunque venendo a Pioltello, se aveva un casino del genere, ti accoltellavano. Sì, esatto. Cioè probabilmente qua c'era più tolleranza ed era una roba bella, cioè vivevano tutti lì. Cioè poi è stato secondo me la prima esperienza in Italia di gente che lavorava in team con mansioni specifiche, il grafico, il videomaker, cioè c'erano tutte queste figure di arte a 360 gradi, quindi è stato proprio bello, mi ha illuminato molto questo modo di fare. Poi comunque artisticamente non ho mai fatto la roba tipicamente Macete, non so come dire, ho cercato di mantenere il mio all'80%, diciamo. Però è stato bello, è stato un momento bello della mia carriera, che secondo me mi ha aiutato anche a superare la prova degli anni 2010, ecco, perché molti della mia generazione, molti miei colleghi del momento non sono riusciti a fare quel passo in più, ecco. Prima di proseguire però, passando a un'altra, diciamo, un'altra annata, che è molto significativa per il rap, per il mondo rap, per il mondo hip hop, che è il 2016. Ti chiedo un brano che ha caratterizzato i primi anni in cui è nato WH, cioè dal 2011 al 2015, diciamo, 2014. Che ce l'ascoltiamo insieme, infatti la cassa serve. Ma italiano? Sì, italiano, ma anche estero. Anche no. Allora, a me comunque ha gasato, credo sia di quegli anni, non vorrei dire una cazzata, il primo disco di Rock Marciano, che è tipo, per me è, se non lo conoscete, un rapper americano che comunque penso abbia quei 45 anche lui, se non di più, ed è stato il primo che ha portato il rap underground fuori dallo scorregionismo, perché prima era roba da bianchi, zainettoni, tutta roba brutta da sentire, scacciafiga, brutto tutto, e invece lui ha cominciato a tirare fuori questo immaginario storytelling, pimp, gangsta, però bello, cioè nel senso non fine a se stesso, mega filmico. E comunque la roba filmica è un tipo di scrittura che a me piace da sempre, cioè io cerco, soprattutto nelle ultime cose che sto facendo, cerco tanto di fare roba che sembri video ripresa, capito? Cioè il mio ultimo disco poi è il massimo di questo tentativo, quindi poi seleziona pure. Il pezzo era Whatever, per chi vuole cercarlo, di Rock Marciano. 2011, esatto. Nel 2016 succedono un po' di cose, diciamo che qualcuno se ne accorge, soprattutto poi, sai, c'è questa cosa di dare una data precisa
ex post ad alcuni cambiamenti, perché in realtà succedono un po' prima. Cioè io, la prima intervista che facciamo a Sfera è 2015, il suo progetto per davvero esce nel 2015, Sfera non arriva da niente, arriva però, io mi ricordo le prime cose che faceva esponendosi, quindi YouTube ai tempi, la percezione, non era trap, e la percezione su come rappava era minchia quanto è scarso questo, cioè, era un po' questa roba qua. Poi ha questa grossa intuizione, la collaborazione con Charlie, lui è un po' alfiere di tutto questo movimento 2016. C'è una cosa che fa Sfera che col senno di poi mi ha colpito, perché dice tanto di quale sia questo tipo di approccio e quale sia la libertà che ora è concessa, in quel momento è concessa dal movimento hip hop. Cioè lui va in un'intervista radiofonica, non da noi, a dire non conosco i Sangue Misto, non ho idea di chi siano. Questa cosa qua io ho pensato, ecco, questo lo dicevi 10 anni fa, basta via, mi ammazzate. Certo. E lì, e questa è una roba abbastanza punk. Di paradigma, certo. Una provocazione forse addirittura. Sì, ma proprio un Secondo me è detto proprio col cuore, non so come dire, neanche provocare. Sì, no, fai un taglio, un altro mondo. Quello che, esatto, è proprio un po' come il punk, arriva e taglia con quello che è. Io ti dico, noi con Sfera ci siamo confrontati tante volte proprio in quegli anni, e io, da vecchio quale sono adesso, già lo ero allora evidentemente un po', ma comunque non era la mia rivoluzione, ci è voluto un pochino di tempo, ho dovuto chiacchierarne per capire il tipo di la wave. Tu da dentro come hai vissuto tutto questo passaggio qua? Io paradossalmente non ti dico che ho un ruolo in questa cosa, però l'ho vissuta, cioè questo è interessante, è lunga da ricostruire. Vai. Allora, Macete Mixtape 3 di che anno è? Che mi serve time localizzare questa cosa. 14. Ok, allora praticamente ognuno di noi doveva fare un singolo con un produttore, eccetera eccetera. Io in quegli anni lì avevo sentito nel disco di Pasca, di Peschiera, avevo sentito un pezzo prodotto da Charlie Charles. Ok, allora tipo chiedo a Pasca, ma chi cazzo è questo? Mi piace sto sound, perché comunque le prime robe di trap a me piacevano, perché ci vedevo la cosa grezza, nel senso ci vedevo il basso ignorante, cioè a me paradossalmente le prime robe di Lil Pump mi piacevano perché erano talmente estreme, ignoranti. Ciccione, e poi il tipo rappava, nel senso in un modo basico, cioè io sono un gran fan di French Montana per esempio, quindi lui rappava su queste sonorità, quindi ero interessato a quel mondo lì. Allora tipo ho beccato Charlie Charles, che mi è venuto con me Pasca da lui, e mi ha fatto sentire tutte queste robe. Comunque, cioè cazzo, dicevo wow, che roba innovativa, che roba nuova. Poi non tutto era adatto a me, nel senso la roba campanellinosa non mi faceva impazzire, però la roba grezza assolutamente. E coincidenza vuole che avevo fatto entrare in Macete Low Kid, un altro secondo me dei primi, dei più importanti produttori di quella roba lì. Assolutamente. E io ho detto cazzo, andiamo assieme ti presento Charlie Charles e Sfera, così. E allora li ho messi in contatto e all'inizio hanno cominciato a fare assieme quella roba lì, tipo Oggi nelle tasche, tipo coprodotta con Low Kid. E all'inizio il 333 Mob cioè stava nascendo in quel modo lì, poi non è andata in porto, quindi comunque quella roba lì l'ho vista direttamente. E quindi ero ben disposto nei confronti di quella roba. Poi se tu senti anche il mio disco Jack Uccide, ha tanti di quel tipo di elementi di sonorità. Onestamente a posteriori ti dico che non lo so, così, cioè nel senso ci sono dei pezzi che mi piacciono molto di quel disco, però ci sono degli ibridi che non funzionano, perché soprattutto adesso che ho una forte componente identitaria, lì forse mi sentivo, cioè a posteriori mi sento un po' annacquato in molti episodi, cioè, però io sono ipercritico, ma secondo me invece c'è della roba troppo annacquata e cioè per me è la cosa peggiore in assoluto, essere un po' annacquato nel calderone. C'è da dire che molti di quelli che mi dicevano rappi sulla trap, anni dopo si sono messi a rappare sulla trap perché poi hanno, come dici tu, hanno capito, hanno studiato il fenomeno, si sono appassionati, cioè sono stati massacrati da quella roba al punto che a loro è piaciuta. Secondo me la roba si è esaurita però molto presto, cioè c'è stata una lunga coda ripetitiva molto noiosa, cioè molto molto noiosa. In più
mi duole dirlo, però gli esponenti principali secondo me non godevano di un grandissimo non Sfera, ma altri non godevano di un grossissimo talento artistico e quindi sono stati un po' ingabbiati in quel momento e non ne sono usciti. non ne sono usciti. Ma c'è qualcuno tra di loro che ti ha stupito particolarmente poi negli anni a venire o che ti ha smentito questa tua idea, per esempio? No. Nessuno? No, Ok. vabbè, Izzy sicuramente è uno che infatti col quale ho anche lavorato, che secondo me aveva un talento che andava al di là del mezzo in sé. Sfera sicuramente è un grande capostipite, però non gli si può attribuire una penna cioè è una formula molto funzionante, molto bella, ma sicuramente lui stesso non vuole essere un fine scrittore, ecco, quindi cioè perché sai cos'è? Che a me il discorso melodico come componente fondante di una canzone, al di là della trap in generale, non è una cosa che mi interessa più di tanto, cioè io sono uno di quelli che dà un sacco di importanza ai ritornelli, perché poi molti dei rapper che vogliono fare i rapper non sanno fare i ritornelli. Sì. E quindi, cioè, come dicevamo con me ai tempi, lo strofello, cioè la strofa che è il ritornello, cioè non c'è mai niente che dia un po' di anima al pezzo, e quindi questa cosa non mi piace, però non mi piaceva quella roba in cui le strofe erano il contorno del ritornello. Non è il mio, poi per carità, ben per loro che lo sapessero fare bene, ma non era proprio la mia roba, quindi cioè non è culturalmente una roba che mi appartiene, quindi non ho mai provato del grande entusiasmo. Ti ripeto, mi piaceva sentire French Montana, perché comunque lì sulla trap comunque faceva le metriche semplici, faceva i ritornelli, cioè mi appartiene di più quella roba, ma poi io sono abituato al rap americano, quindi tutto quello che c'è di rap italiano è sempre molto più anacquato, non mi piace, cioè nel senso. Infatti, allora, un paio di cose, perché secondo me è vero, quando arriva una wave così caratterizzata è evidente che porta con sé l'entusiasmo, per cui ci sono 1000 cloni di quello che è molto bravo. Esatto. E poi questi c'era anche i tempi dei Dogo, nel c'era senso, i tempi tutti dei ne parlavano Dogo, di Dogo. e per cui e poi è difficile uscire per loro anche, soprattutto fare il passo in là. Sfera, al netto del fatto che magari non è la penna di, però è riuscito anche a intercettare un sentito comune, evidentemente. Ha voglia. No, è proprio una caratteristica. Cioè, un kingone, è un kingone, e su sta cosa io penso abbia davvero anche perché altrimenti non sarebbe funzionato, cioè No. lui non è andato sul sicuro su questo. No, anzi. Però d'altro canto anche lì Izzy io non vedo, si sta dimostrando in forma anche in sto periodo qua, esce con dei feat incredibili, io non vedo l'ora. È mesi che lo diciamo. È mesi, cazzo, torna, mesi. vabbè. Da marzo. Comunque, a parte i nomi, dicevi la questione americana. La trap italiana è molto diversa dalla trap americana, è filtrata molto dalla Francia, dal Nord Africa, c'è un utilizzo diverso dell'autotune, molto più profondo e, se vuoi, melodico, ma se senti Future non c'entra proprio niente. La trap americana ha continuato a convincerti come quando hai iniziato? Hai detto che a me quella roba non dispiaceva. Quali sono gli artisti che in quel periodo lì magari... Te l'ho detto, paradossalmente appunto queste robe ignoranti di Lil Pump, perché poi non so come dire, anche J. Cole a volte rappava su robe trap, c'è un pezzo di 21 Savage di J. Cole, cioè perché è culturale lì la roba, quindi... cioè tu nasci ascoltando, quando hai 4 anni nasci ascoltando Nas, certo. Cioè quindi comunque anche se poi ti abitui a un nuovo suono, cioè sicuramente hai quell'heritage culturale che ti porta a fare le cose dentro i parametri insomma che piacciono a me, tutto con una logica, capito? Cioè, invece in Italia comunque sta roba è arrivata un po' dal nulla, perché anche in Francia, voglio dire, cioè con tutta la storia di migrazione che c'è stata, ha un suo background, certo. Sì, capito, ha tutto un background culturale. Le radio negli anni 90 avevano l'obbligo di spingere il rap francese 8 ore per legge, cioè qua è arrivato tutto in maniera, cioè nel 2016 è arrivato tutto in maniera improvvisa e culturalmente senza le fondamenta, capito? Quindi è diventato tutto molto parodistico. In più culturalmente, sociologicamente il LOL è diventato serio in quel momento. Ecco, c'è questo capito? passaggio incredibile. Cioè, questa no? cosa antropologicamente si unisce a questo fenomeno musicale e crea tutto quello che è successo in quegli anni lì, tutti i mostri che sono usciti in quel momento. Ci sono questi misteri del LOL. Ha fatto il giro. Come si suol dire adesso, ha fatto il giro. Io me lo ricordo bello figo all'inizio quando cantava io lo mi faccio una Io sega spingevo. con l'H.
era su un blog, pensa, che si chiamava Lollipop, Sì, che era proprio il certo. LOL. ok. Buck Nasty. Sì, Che era esatto. tra l'altro il ghostwriter degli speech di un po' di rapper. Ecco, tipo. per dire. Però, capisci, poi firmi in major, fai tour. Chiaro. Lì si vede che viene preso sul serio, Si è cioè. saldata quella cosa. Cioè, è un discorso più grande di noi, però Sì. nel senso Forse ancora da capire del tutto. non è più interessante, cioè è più interessante la roba che ti fa ridere, che è controversa, che la roba seria, ma questo è evidente, non è che l'ho scoperto io venendo qua, cioè è la roba dei commenti aperti, cioè crea più flusso. Se poi tu vuoi vedere il flusso come un successo, ok, se 200 persone scrivono è una merda, c'è più flusso di ascoltatori di uno che dice, di 10 che dicono che è bomba, E capito? poi c'è questo segreto che una volta mi disse Dargen. C'è un problema nell'internet. La persona a cui piace la tua roba non scrive niente. No, La persona a cui sono fa cagare niente, come sono esatto. niente. Esatto, esattamente. È vero. È fottutamente vero. Adesso, prima di passare al prossimo step, Sì? che secondo noi l'abbiamo un po' localizzato nel 2020, che è stato il periodo del Covid, Sì. che ha cambiato molto la discografia. Sì. In cui io sono venuto a romperti i coglioni lo stesso intervistandoti via Skype per ore. Quindi lo sai bene, lo sai Vabbè, bene. avevamo tempo libero. Esatto, bravo. Anche a livello di live comunque la discografia è cambiata tantissimo. Sì, ho fatto un live con la gente seduta, ho detto raga no. Basta, non Non mai è più, cosa, non non mai è più. cosa. Mai più. Ti chiedo un pezzo che rappresenta un po' il 2016, Oh, figo. però se posso te lo chiedo italiano questa volta. 2016 italiano. Poco 2. Aspetta che questa è dura. Sto pensando. Quando è uscito Elvis Back? 2016. Sì, 16. Quello è un disco incredibile. Allora ti direi, anche quello è un disco che ho vissuto tanto personalmente. Troppi ricordi, cioè troppa roba che mi crea. Ti riporta lì, Sì. a 10 anni fa. Esatto, perché poi comunque era il momento Macete, certo. Massimo. Tra l'altro ho fatto tour con Salmo per questo disco assieme a Jack Uccide. E tra l'altro lì facendo le aperture ho capito che non voglio più fare le aperture, perché comunque preferisco il mio regno, il mio piccolo regno, che Certo, l'apertura piuttosto- grossa. esatto. Ai tempi. Adesso in realtà sono contento di quello che faccio, tutto a prescindere. Ma il duetto 7 AM e l'Alba per me sono due figate. Però Ce n'è scegliamo uno, 7 vai. AM, dai, bello. Perfetto. Figata sto pezzo. Beat di Lil Kid. Mi ricordo che Slight mi fece sentire il messaggio WhatsApp di Salmo con questo pezzo e ho detto, Co2. Questo qui era il Ragazzi. 2016. Intanto grazie per le doppie, che è stato spettacolare. Molto bello. Questo era appunto, abbiamo chiuso il capitolo 2016, entriamo un po' nel capitolo Grazie a Dio. 2020, Ok, sì. che è stato proprio a livello anche globale. Un anno Macello, incredibile, un disastro, Sì, sì, sì. che ha segnato secondo noi appunto, come dicevamo, un altro step in questo panorama hip hop in generale nel mondo musicale. E ti chiedo che anno è stato per te il 2020, come l'hai vissuto personalmente e artisticamente anche? Benissimo, cazzo, perché... No, Uno pensa al contrario, non posso fare live, è un disastro. No, invece è stato l'anno di uscita del disco fatto tardi e cioè è stato l'anno in cui è stato il momento in cui mi sono levato, perché allora non me l'avete chiesto, grazie a Dio, il 2016 che anno è stato per me, perché secondo me è stato un anno di merda artisticamente, anche se poi Jack Uccide Nonostante Jack Uccide, è il disco esatto. più venduto mio, ovviamente, Esatto. ed è quello che mi piace di meno. Cioè la roba che è successa dopo è che è stato il momento in cui sono stato più vicino al jet set in tutti i suoi aspetti e mi ha fatto talmente cagare, tipo, cioè non mi sentivo realizzato al 100% nel fatto di essere dentro quella roba lì, perché vedevo, non lo so, non mi sentivo realizzato, anche se comunque andava bene, però non sentivo che stavo facendo la roba come la volevo fare io, e poi tutto il viscido mondo di tutte le persone con cui mi sono interfacciato in quegli anni mi ha proprio infastidito al punto tale che cioè, ho dovuto tipo accannare, come si dice a Roma, farmi i cazzi miei per un po' di anni. E la pandemia ha aiutato. La pandemia ha aiutato, certo. esatto, Chiaramente. esatto. Cioè scoprire
Uno, riscoprire poi il fatto di rimettere a fare il rap in maniera ancora più estrema, che non era finita quella roba, nel senso... E poi ho detto, ma che cazzo me ne frega, cioè io faccio quello che voglio, faccio quello che mi piace. E due, appunto, non volere infilarsi proprio anche mentalmente nella competizione con gli altri, cioè... quella roba mi ha fatto talmente bene che secondo me io da quell'anno lì in poi, da quel disco lì in poi sono risbocciato, secondo me, cioè il mio momento migliore della mia carriera è da lì adesso, capito? Cioè io penso che la musica migliore l'ho fatta tipo negli ultimi 2, 3, 4, 5 anni, nel senso, e sono contento che la gente me l'abbia anche riconosciuto, soprattutto con l'ultimo disco, perché comunque cioè la gente da me si chiede tanto perché quello che faccio è gnucco e quindi deve essere fatto bene, nel senso, mentre magari non a tutte le persone si richiede un impegno artistico uguale, nel senso, ma io me la collo e neanche costante, cioè a qualcuno viene anche detto ok, questo è il tuo disco cazzone, Esatto. e poi ci sono artisti invece da cui ti aspetti sempre perché non puoi uscire un po' a cazzo. 2020 è l'anno, l'abbiamo detto, che ha avuto delle caratteristiche abbastanza particolari, però è anche stato un periodo, non so se, cioè, da lì in avanti, non so se quanto, più che se, perché sicuramente sì, abbia impattato quello che è successo, in cui il rap italiano è cambiato anche a livello di tematiche. E tutti, ok, c'è persone, poi dischi dopo persone, vero, cose. sì, è vero. Però forse anche la stesso prendersi tempo, la pandemia, ha un po' agito su questo. Tu hai notato questo cambiamento a livello... Sì, certo, poi ne parlavamo anche all'interno con le persone, così, cioè diciamo che sono stati i primi segnali della noia del pubblico verso un certo tipo di roba, nel senso... Poi in realtà è andata avanti comunque la wave dritta, nel senso... Però insomma si sono sentiti i primi scricchioli, la roba di Marra sicuramente ha cambiato paradigma, perché poi hanno voluto fare tutto il disco intimista, il disco profondo, eccetera eccetera. Secondo me in realtà io guardo anche tanto quello che fa Gue, nel senso lui ha cominciato ancora di più a fare il cazzo che voleva. Cioè c'è stato quel momento dove lui era dentro la situazione Billionaires Money Gang, eccetera eccetera, però poi secondo me ha fatto una sorta di passo indietro dove si è rimesso al centro lui della cosa, ed è ricominciata l'importanza degli OGs, cioè che in realtà prima c'era questa roba pedo, non so come dirla, se è elegante, dico, cioè giovanilista a tutti i costi, e invece secondo me negli ultimi anni i dischi migliori vengono dalle persone più adulte. E in più ci sono due fattori su questo, secondo me. Uno, esistono i rapper più adulti, anche proprio da un punto di vista anagrafico, sono cresciuti, e mi ricordo colleghi tuoi, un Clementino, lo cito sempre, che anni fa mi diceva ma io non so se a 40 anni farò il rapper, cioè non ho in mente rapper di 40 anni, no? Perché Neff è andato a fare altro, Axe è andato a fare altro, cioè quelli che sono andati a fare altro a una certa. Invece adesso questa cosa non ci ho mai ragionato, la figura dell'OG c'è, tant'è che Neff è tornato e ha un'immagine da OG. Gue si è ripreso alcune cose, io ricordo che proprio in quel disco lì, quello Sinatra, quello con la Billionaires Money Gang, mi disse, cioè lui la viveva già un po', cioè per me non è un problema se hai un pubblico di ragazzini, per me è un problema se hai solo un pubblico di ragazzini. Certo. Questa roba qua è... E infatti se l'è proprio un po' ripresa in mano, ha fatto dei dischi cioè tutto ciò che è venuto dopo, da Mr. Fini a... Assolutamente il numero Madre uno. Perla. Cioè il numero uno di sempre e di adesso, cioè lui obiettivamente. E ti faccio una domanda, l'ultima, poi passiamo al giorno d'oggi. Coi live, come il fatto di non poter avere questo rapporto con il pubblico nel 2020, come l'hai vissuta questa cosa? Mi dicevi prima i live da seduti. Sì, quello è stata una merda, ne ho fatto uno solo. Però anche lì, cioè, mi ha fatto bene, perché anche lì, ti ripeto, nelle cose grosse che stavo facendo, per come sono fatto io, a me dava fastidio avere un pubblico generalista davanti, enorme. E facevo tante di queste cose, tante cose che la gente sogna di fare, che però a me non davano gioia, cioè io devo essere felice quando faccio sta roba, capito? Devo entusiasmarmi, capito? Quindi
non mi piaceva fare quella roba, il Covid ha dato uno stop obbligatorio alla cosa. Ho cominciato anche a non accettare un certo tipo di esibizioni in contesti che non mi valorizzavano, comunque non mi facevano stare bene, e sono ripartito un po' più dal basso, che comunque è la dimensione che poi ho avuto modo e capacità di coltivare, che comunque mi ha fatto sentire in un circolo virtuoso sempre maggiore fino ad arrivare ai giorni nostri, capito? Quindi va bene così. Ovviamente era triste tutta quella roba dei live da seduti, cioè con la gente distanziata, cioè è stato un po' strano, capito? Perché comunque un conto se fai un live jazz che è figo, stare lì, sorseggiare dell'ottimo brandy, nicca, whisky, esatto. E guarda, però cioè sta roba vive molto di contatto, di risposta, e quindi non aveva senso. Va bene, allora adesso Passiamo succederanno un paio di cose. Ok. La prima, ci sarà il momento, questo non lo posso fare io per credibilità, c'è il momento Lo TikTok, faccio io, va vai, bene. che arriverà lui, però prima ti faccio una domanda, perché prima hai detto, no, il rap italiano ok, però il rap americano invece di brutto. E mi sembra un momento questo, gli ultimi anni, in cui in America succedono cose parecchio interessanti, arrivino voci interessanti, e non c'è un vero e proprio passaggio generazionale, No. ma una sovrapposizione Esatto. super. Cos'è che ti interessa oggi della scena americana? Allora, cioè, la società americana mi fa cagare più di Sì, tutte poi un le momentone, tra l'altro. ma anche Tra prima, l'altro. cioè adesso è Sì. sempre peggio tutto. Quindi a partire da questo devo dire che culturalmente la roba che viene da lì mi ha sempre esaltato, perché cioè uno rappresenta il viaggio che mi sono sempre fatto fin da piccolo. Cioè io comunque mentalmente sono sempre stato, cioè, un rapper di New York che fa le barre, che spacca tutto e che riesce a fare la sua roba, cioè sbattendosi nel cazzo, capito? Quindi rappresenta il mio viaggio in cui sono inserito da sempre. Ovviamente adesso c'ho un'età che mi fa ragionare in maniera diversa, però mi esalta comunque appunto questa roba della continuità, capito? Cioè che tutti quelli che fanno rap hanno continuità con il passato, anche se fanno roba che non c'entra niente, hanno vabbè, la famosa legacy, che Certo. è la parola che dico sempre, nel senso è una roba che qua non si riesce proprio a creare. E i pubblici eterogenei, grandi, adulti così, e piccini assieme, che in realtà è una cosa che un po' vedo anche nei miei concerti, nelle loro dimensioni, però nel senso vedo che inizia a esserci gente della mia età accompagnata anche da gente di 18, magari 13 no, però nel senso io ho un cuginetto che vive a fianco a me che lui cioè fa tutta la trap, però nel senso cioè all'inizio la mia roba ultimamente la sta capendo, non so come, ma non perché deve capirla perché diventa intelligente, però Entra nel viaggio proprio. capito, cioè si sta abituando, allenando il pubblico anche a una roba diversa. Però devo dire che culturalmente sta roba qua, cioè è questo che mi manca in Italia e che mi esalta invece in America, anche se non mi viene voglia di andare a New York ormai proprio per questi motivi. Però com'è insomma. avere Griselda sul disco? Cioè, Figo perché comunque, cioè, nel senso io mi rivedo un po', anche quando sono andato a vedere Conway per la prima volta al Bico, cioè io vedevo la gente che ascoltava, cioè nel senso era, sai quando sei un po' stranito in senso positivo e un po' gasato, cioè perché comunque è roba che non è che ti fa ballare, non so come dirti, però ti fa stare attento a questo flusso di parole strane che si incastrano, di tutto questa roba che ti si piomba addosso, quindi devi essere proprio fan di quella roba lì. E cioè Conway nello specifico che ho nel disco è, cioè, per me è uno dei king di questo modo di fare il rap. Anche se poi la roba Griselda adesso sta un po' andando a finire come tutte le realtà, però comunque avere la possibilità di misurarsi con artisti del genere mi fa anche sentire un po' parte di più di una cosa globale che non esiste, nel senso, però cioè mi piace avere la possibilità di confrontarmi con gente che comunque io sento più affine a me di altre robe, capito? perché forse qualcosa cioè, esiste. Cioè, nel senso sì. questa roba qua sotto esiste. Sì, poi ovvio noi siamo penalizzati da
dall'italiano, cioè fossero in Abissinia ci potrebbero ascoltare. Esatto. Però tipo, Saluta le nostre colonie amate, che presto torneranno alla madrepatria, Esatto. immagino, visti i tempi. esatto. Arriviamo al momento domande dal pubblico. No, prima. no, non fai prima il No, prima momento- facciamo domande dal pubblico. Allora gestiscitelo tu, fai. Va bene. ok. Ma qualcuno ha qualche domanda da fare al nostro ospite? Vai. Vai. E mi tocca citare Nerone però. Vabbè. No, vergogna. Lo vedo, andiamo domani a Pisa assieme. Allora, anche per me come per lui, Milano è Jake, Jack e basta. Tu vedi qualcuno che sta prendendo in mano questa roba a Milano? Ti prego, rispondi bassi. Non vuole rappare, figa. Lo so. Esatto. Lo so. Però Produce. Allora, mi piace di più la generazione attuale di quella di un po' di anni fa, perché li vedo più affini alla cosa che facciamo noi, anche se poi in un modo diverso, cioè i vari Promessa, cioè gente che comunque rappa, mi piace. Ma anche Nerissima, Papa mi divertono, Curemino, cioè tutti sti ragazzi. Mi piace il loro spirito di fare le cose, cioè in certe cose sono simili a noi da Pischelli, nel senso vengono da un contesto completamente, da delle premesse completamente diverse, però sono fichi. L'unica roba che mi dispiace è che cioè, a questa gente gli salta addosso l'industria dopo un minuto e cioè diventa subito un'altra cosa che va bene, perché poi nello specifico questi che ho citato in realtà fanno la musica uguale sempre, fighissima, cioè uguale in senso positivo, non che si ripetono, però non è che si sono fatti cambiare, anche perché l'industria non vuole che tu cambi, non so come dire, anzi certo. l'industria vuole proprio quello per cui ti prende per quello, capito? Cioè, Si perde un po' la purezza, forse, se dicevo tu, di quello che... cioè, minchia, non lo so, subito tutto, che per loro va benissimo, sono contento perché comunque gli cambia la vita, è una figata, giustamente, cioè gente che, ripeto, gli cambia completamente la vita, è tutto giusto, però perdi un po' quella roba dell'esclusività, che è una cosa che a me piace, però giustamente io per primo voglio che più gente possibile senta la mia roba, quindi è tutto giusto, però non so se nella contraddittorietà di quello che ho detto si capisce il senso. Si capisce abbastanza, che però comunque ti pigli dei rischi. Cioè, se vai a fare dei live grossi e troppi. e tra l'altro, non solo, ma poi tutto poveri, troppo cioè sei anche, sensazionale, cazzo, sei anche figlio del Covid, cioè negli anni in cui dovevi fare i palchi sporchi, poverino, eri chiuso in camera. Non Fanno è bene detto quelle che, robe, la gestione dell'imprevisto, Chiaro. il pubblico che non ti segue, le delusioni, cioè Sì. nel senso, certo, comunque in generale non questi che ho citato, è un discorso no, generico. certo. Allenarsi un po' al fallimento, alla frustrazione ti aiuta secondo me poi a gestirle quando ti arrivano in faccia. Cioè io penso a Fibra, Salmo, sono persone che hanno svoltato tipo a 28-30 anni, capito? Certo. Poi meglio farli prima, sti cazzo di soldi, metterli via, cambiarsi la vita, comprare 2 case e Però la mandare a fanculo tutto. gavetta aiuta un po' di più. Un mix, facciamo anche quelle ed è ancora meglio, ecco, certo, capito? sì, Cioè, chiaramente, nel senso. chiaramente. Se c'è qualcun altro dal pubblico che vuole fare... Vai, Ale. Questo era un periodo in cui si parla tantissimo del suono fresco, si parla tantissimo di innovare il suono, quindi si va alla ricerca di trovare un po' suoni strumentali, no? Immaginari acustici che non diventino vetusti, non diventino vecchi, non stanchino. E si spinge tanto su sta roba, se ne parla in un sacco di interviste di radio. E l'impressione però è che non ci sia la stessa ricerca di innovazione dal punto di vista del contenuto. Mi sto chiedendo, no? Cioè, qual è il livello di innovazione che ci si può aspettare dai contenuti, dai testi? Perché spesso ci sono dischi con temi molto ridondanti anche nel corso degli anni, ma magari continuano a spingere, a vendere, però veramente gli argomenti sono sempre gli stessi, triti, a parte qualche progetto che porta qualcosa di nuovo. Quindi l'innovazione è qualcosa che è anche alla portata del testo, o ci dobbiamo rassegnare a suoni sempre nuovi e contenuti sempre uguali? Sai cos'è? Cioè innovazione dipende cosa vuole dire, perché cioè, se io devo parlare dell'umano nelle sue forme, della quotidianità, dei rapporti umani, nelle sfighe, delle gioie, dei genitori, degli amici, dei soldi, cioè fa parte del racconto della vita che mi interessa, nel senso, se devo parlare di
di kayak, non so come si chiama quella roba lì. Rafting. Cioè, rafting, che cazzo me ne capirai cosa intendo. Il tutto sta nel mescolare gli ingredienti in maniera originale, nell'identità. Cioè io mi autodico che per esempio il mio ultimo disco è molto identitario, capito? Cioè perché è rappato in un modo che è mio, tratta degli argomenti che per carità, cioè nel senso quanta gente avrà trattato gli argomenti che ho trattato io nel disco, però l'incastro degli ingredienti in quel disco lì secondo me è unico, cioè poi è classico ovviamente al contempo. Però a me sta roba della ricerca a tutti i costi della novità fa parte, cioè mi fa parte di tutto quell'universo che bisogna per forza stupire, che non mi interessa che mi stupisci, mi interessa che mi gasi, cioè non mi devi stupire con gli effetti speciali, cioè devi fare una roba che stia in piedi, che sia divertente da ascoltare, che sia profonda a volte, ma anche mi puoi dire le cazzate ma me le puoi dire bene, nel senso, perché poi... Cioè io non è che cerco per forza dalla musica rap le soluzioni alla mia vita, cioè a volte se devo leggere qualcosa di intelligente mi leggo un libro. Detto questo, ovvio che se tu mi dici qualcosa di figo e di profondo io sono contento, ma non necessariamente mi devi insegnare a vivere, mi devi risolvere i miei irrisolti, cioè non so se è chiaro quello che dico. Ci sono vari livelli, capito? Poi io nel mio cerco di dare il massimo, però... Non necessariamente, cioè ci sono degli artisti da cui cerco una cosa immediata, ci sono degli artisti da cui cerco gli incastri, c'è Nas che me lo traduco, c'è Kendrick, cioè nel senso, e poi c'è French Montana, capito? Prendo un po' di qua, un po' di là, però appunto non sono un fan dell'innovazione a tutti i costi, ecco, cioè mi piace ovviamente non ripetermi, perché sennò, cioè, guarda, nel senso, non credo che un mio disco sia uguale all'altro, questo anche perché ci metto 200 anni a farli, quindi cerco di non fare le cose uguali a se stesse, però cioè io preferisco l'identità all'eterogeneità delle cose, ecco. Sognando un disco di rafting rap. Esatto. Con i suoni della natura. Campionando. Esatto. Le rocce. Il kayak. L'abbiamo anche proprio chiamato questo qua, il momento della cazzata TikTok. Oh, perfetto. Perché ci sembrava giusto nominarla così. Certo, giusto. Allora, ti proponiamo 2 rapper. Sì. E chi vince regna. Esatto, chi vince regna. Tu devi scegliere sempre quello che secondo te ha rivoluzionato o ha impressionato di più dal 2011 ad oggi. Ok. Quindi prendendo in considerazione solamente questi l'influenza ultimi 15 anni. L'influenza che ha avuto in questi ultimi 15 anni. L'influenza che ha avuto, ok. Questo è l'unico parametro. È l'unico parametro che hai. Ok. Partiamo. Allora, la Dark Polo Gang o Salmo? 2. Sì, allora contestualizzate quando vedete questa roba. Dark Polo Gang. Ok. Passa la Dark Polo Gang. Dark Polo Gang o Gali? Dark Polo Gang. Dark Polo Gang o Tedua? Dark Polo Gang. Dark Polo Gang o Gue? Gue. Gue o Orcomi? Gue. Gue o Ernia? Gue. Gue o Lazza? Gue. Gue o Sfera? Tosta, Beh, alla lunga direi Gue. Ok. Gue o Izzy? Gue. Gue o la FSK? Gue. Gue o Anna? Gue. Gue Kid Yugi? Gue. Gue Arty5? Gue. Gue Capo Plaza? Gue. Gue Shiva? Gue. Adesso c'è l'ultima. Vai. Gue o Marra? Cioè tutto il resto era una cazzata. Facciamo Gue o Marra! È stato per creare un po' di hype per i social. Allora te ne metto un'altra intermedia. Gue o da Supreme? Gue. Ok, Ma Gue, anche se- dai. Però si sto rivedendo un po' quello... Perché comunque se si parla di influenzare... figa. Gue Sfera l'avevamo detto, giusto? Sì. Ha vinto Gue. Ha vinto Gue. Vuoi ricominciare da capo? Sono in bug perché se si parla di influenza... In quel momento mi sembrava giusto dire Gue... Però effettivamente anche, cioè sono, adesso devo motivare, cioè se io vedo 4 o 5 momenti topici dall'inizio alla fine del rap, cioè il momento sangue misto che ha influenzato quella roba lì, il momento Club Dogo sì, e Fibra e il momento Sfera e basta, quindi sono state
le tre macro, cioè anche da Supreme, che è stato mega influente, però non ha causato una rivoluzione Più sfera che copernicana, da Supreme. Certo. sono tutte derivazioni culturali, non di Sfera, ma di quello che Sfera Certo. ha portato. Quindi fra Gue e Marra, però direi comunque Gue. Ok, Voilà. quindi vince Gue. Vince Gue, dai. Un applauso. Grazie, funziona questo sempre giochino, sta momento cosa. cazzata di talk. Ci sta sempre. Esatto. Allora, la chiudiamo come la chiudiamo sempre, cioè fuori dall'hip hop. Cos'è che ti ascolti adesso fuori dall'hip hop? Se c'è qualcosa che ti ascolti e ci consigli, non dico un brano, ma magari un artista che in questo momento sei... Non è una grande scoperta, ascolto Tame Impala, quella roba lì mi gasa di brutto. L'altro giorno, un paio di mesi fa, sono andato al live di Jamiroquai, è un nuovo artista. Mi sono riascoltato gli Arctic Monkeys, cioè... in realtà tutto quello che ascolto è derivativo sempre della musica black, a parte Arctic questi Monkeys di artisti. brutto, Sì, ma anche in loro, realtà. anche Tame Impala a Sì. modo suo, vabbè, un po' in realtà un po' Beatles, un po'... comunque a me piace la musica di carattere black, mi piace la roba che campione, il soul, il funk. Comunque i miei ascolti sono anche finalizzati ai sample, comunque mi diverto a produrre, quindi ascolto tanta roba campionabile, quindi che rientra in quel discorso lì. Poi in realtà ogni tanto cerco di azzerare il cervello dalla musica e mi pompo di calcio. Io sono mega fan del calcio, lo sai, quindi Sì, lo so bene, lo so bene. esatto. Cioè, Esatto. è una roba che mi aiuta a andare a casa e staccare. Cioè, a casa ho una cassa Bluetooth e basta, per dire, perché comunque lavoro anche in studio, quindi mi sveglio, faccio quello. È pesante. Sì, Una cioè, certa basta. No, mi serve, capito, staccare. Per fortuna c'è Cremonese, Sassuolo. Magari se non nomini l'unica squadra con cui avevamo perso in campionato. Alla prima giornata, Esatto. comunque per andiamo al infierire. ritorno. Vabbè, speriamo. Grazie mille, Gianni. Grazie di essere a voi. venuto. Grazie a Fatto da io. Grazie a Fatto da io per averci Ciao, Sai, ospitato. te la Alla vedi? prossima. Grazie, Bella, grazie davvero. bella, Grazie davvero. bella.